Marco Tomba, giocatore del Valdagno, al termine del match vinto 4-1 dalla BDL Minimotor Correggio contro la sua squadra, un suo giudizio sul match? Sapevamo che venivamo qua ed era una partita difficile perché comunque loro sono secondi in classifica, noi lottiamo per la salvezza, però secondo me abbiamo fatto una buona partita, però come sempre in A2 commetti dei piccoli errori e ti puniscono le squadre come il Correggio. E purtroppo è andata a finire così, ma continuiamo a lavorare. Valdagno però che è sembrata una squadra compatta. Sì, noi cerchiamo di essere compatti, soprattutto in difesa, cerchiamo di aiutarci molto e noi sì, giochiamo un po' così, però commettiamo spesso questi piccoli errori che ci costano caro sempre. Tu fai un po' di Serie A2, un pochino di Serie A1, ecco, quanto è importante per te giocare in questa squadra di Serie A2 per essere poi pronto con la formazione di Serie A1? Beh, sicuramente credo che venire con questi ragazzi mi dà molta fiducia perché comunque ho la fiducia del mister, mi fa giocare molto, quindi mi aiuta molto a crescere e poi a cercare di dare una mano alla squadra di A1 che naturalmente è un campionato molto più complicato, però devo dire che mi piace molto venire qui con la 2 perché sono sempre belle partite, sempre tirate e lottiamo sempre fino in fondo e quindi mi piace molto venire qui in A2. Sesto gol in 5 partite, una dedica particolare. E soprattutto anche, raccontiamo anche come hai pensato, poi eri a 10 metri dalla porta, hai visto uno spiraglio, hai subito provato il tiro. Ma allora una dedica posso fare ai miei genitori che mi seguono sempre e purtroppo oggi non ci sono potuti essere, però sono i miei primi tifosi dal primo giorno. Ma il tiro diciamo che è una cosa normale, cioè 2 contro 2 lì non ci sono tante altre opzioni, ho visto lo spiraglio, ho tirato, è andata bene. Grazie a Marco Tomba, in bocca al lupo all'Hockey Club Valdagno. Grazie e buona serata a tutti.